Diciamo che il Veneto è un po' il paradigma della crisi italiana, un ceto medio schiacciato verso il basso, agricoltura, piccola impresa, artigiani, commercianti, che non reggono più un sistema che certamente da una parte affossa i diritti dei lavoratori e dall'altra parte, con le spese militari per il riarmo, con la sottomissione all'Unione Europea, vede una titolarità del nostro paese completamente schiacciata e chiaramente se non c'è sovranità non ci può essere neanche autonomia, perché se vivi in un paese non sovrano l'autonomia per una regione non la potrai mai raggiungere. È una sorta di sillogismo politico, quello utilizzato da Marco Rizzo, che così a Ring presenta la sua candidatura a presidente di Democrazia Sovrana e Popolare per il Veneto, un coup de théâtre, quello dell'ex comunista, oggi sovranista. La sua lista di fatto non era contemplata nell'agone elettorale, dove ora con il suo ingresso si intrecciano ancora di più questioni generali e locali, una su tutte. Dal 2021 al 2025 le banche hanno avuto 163 miliardi di profitti. Il governo vuole prendere da 3 a 5 miliardi di anticipo su tasse che comunque le banche pagherebbero più avanti. Quindi, come dire, da una parte c'è una montagna, 163, dall'altra parte c'è un topolino, 3-5 miliardi che vengono di fatto presi solo in prestito. Chi comanda in Italia? La politica o le banche? Per Rizzo le risorse vanno trovate e redistribuite, vale soprattutto per la sanità che deve rimanere necessariamente universale. Quando si tratta di trovare i soldi per i carri armati li trovano subito, quando si tratta di trovare i soldi per gli ospedali, per la sanità, per la scuola, per la ricerca, mamma mia è così difficile. Senta, dicono che è anche per dar fastidio alla candidatura di Chomsky, che tra l'altro noi abbiamo qua stasera, dopo lo presenterò. Che dice questa accusa politica nei vostri confronti? Non conosco Chomsky, ho sentito che è uno candidato, gli faccio i miei migliori auguri, ma il nostro obiettivo è battere il centrodestra e il centrosinistra. Superare gli schieramenti, l'obiettivo dichiarato con le liste di fatto già pronte. Ci sarò io candidato presidente, ci sarà Francesco Toscano che è il presidente di Democrazia Sovrana Popolare e tutti gli altri sono veneti, assolutamente. Abbiamo 50 candidati, sono 48, gli altri sono tutti veneti.